Un caro saluto a tutti i veneti. Il Bretton Woods, creato alla fine della seconda guerra mondiale dalle potenze vincitrici, determinò la schiavitù delle economie mondiali a favore del dollaro e in ultima analisi determinò l'assimilazione delle tradizioni e dei popoli verso il mondialismo. Anche se questa dottrina finì miseramente verso la fine degli anni 60, proprio dalla volontà, dalla lotta per l'indipendenza di un piccolo popolo come era il Vietnam, i grandi mondialisti con la forza delle armi hanno indotto questo sistema a continuare fino ai nostri giorni, e questo sistema lo vediamo che finanziariamente e economicamente sta crollando anche questa ideologia di mondialismo. Basta guardare nel nostro vicino Mediterraneo, nel Nord Africa, praticamente si stanno aprendo delle grandissime opportunità per tutti i popoli per riconquistare l'indipendenza e per la loro voglia di libertà. All'interno di tutti questi scossoni economici e finanziari, sociali e politici che caratterizzano il mondo odierno, il Veneto Serenissimo Governo ha cercato e cercherà nel prossimo futuro di entrare in tutte queste contraddizioni per cercare di sfruttarle al meglio per far rinascere la Veneta Serenissima Repubblica. La voglia del Veneto Serenissimo Governo di farci conoscere a livello mondiale nelle cancellerie mondiali ha portato questo autunno appunto il Veneto Serenissimo Governo in Caucaso. In Caucaso il Veneto Serenissimo Governo ha allacciato rapporti amichevoli con tante istituzioni di nazioni, di stati appunto del Caucaso. Siamo stati invitati come Veneto Serenissimo Governo dalla Repubblica di Abkhazia per il suo 20° anniversario di liberazione. La Repubblica di Abkhazia, una nazione amica che era stata cancellata dalle carte geografiche da questi mondialisti, ma grazie a degli amici è riuscita a liberarci ed a tornare indipendente. Questa sarà anche in futuro la strada del Veneto Serenissimo Governo: lavorare per farci conoscere all'estero. Siamo soddisfatti perché dopo oltre 25 anni il popolo veneto ha capito qual è la via maestra per arrivare alla libertà marciana, la via politica che il Veneto Serenissimo Governo ha sempre imposto, ha sempre delineato, e cioè il rifacimento del plebiscito truffa del 1866, ultimo atto giuridico per cui i veneti sono stati sottomessi a un'entità straniera. Si tratterà adesso di unire, di creare l'unità di tutti i movimenti e di tutte le persone che vogliono la libertà del Veneto e creare un fronte unico per il rifacimento del plebiscito truffa. Veneti, il 2014 deve essere l'anno della rinascita nazionale di tutto il popolo veneto, di tutte le classi sociali. Dobbiamo unirci attorno al nostro storico e sacro vessillo di San Marco, unico esempio nella storia di pace, libertà e prosperità. Con questo saluto tutti i veneti della diaspora e tutti i veneti della patria, auguro buone feste e un felice e prospero 2014.